Graziano De Munari, collaboratore del CAF CISL. Nel decreto rilancio troviamo anche un credito per le vacanze in Italia. Puoi descriverci di cosa si tratta? Sì, è un credito che va a favore dei nuclei familiari che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Il credito, poi vediamo gli importi, serve per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, alberghi, campeggi, villaggi turistici, nonché dagli agriturismo o dai bed and breakfast. Viene concesso a uno solo dei componenti della famiglia, ma sulla base del numero dei suoi componenti. Una persona, sola prenderà ha una disponibilità di 150 €, 2 persone 300 e c'è un massimo da 3 componenti in su di 500 €. E quando potrà essere utilizzato? Ecco, il decreto prevede che il credito possa essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre del 20 e funziona un po' così: per l'80% dell'importo come sconto sul corrispettivo dovuto, mentre il 20% verrà utilizzato come detrazione dall'imposta sul reddito. Facciamo un esempio: se il conto dell'albergo è di 1.000 € e la mia famiglia è composta da 2 persone, potrò beneficiare subito di uno sconto di 240 € e gli altri 60 me li porto in detrazione nella dichiarazione dei redditi che farò l'anno prossimo. E vi sono altre condizioni previste? Sì, ce ne sono, 3 in realtà. La prima è che il credito posso utilizzarlo in un'unica azienda turistica, cioè il mio ammontare lo devo spendere in un unico praticamente luogo. La seconda è che il totale del corrispettivo deve essere documentato, ovviamente da fattura o altro documento commerciale che riporti anche il codice fiscale del soggetto che intende, fruire del credito. La terza è che il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi però, attenzione, da agenzie di viaggio o tour operator, quindi non posso utilizzare sostanzialmente sistemi di piattaforme online. Ecco, queste sono le 3 condizioni da rispettare. Chi ha acquistato un abbonamento per il trasporto pubblico e poi a seguito dell'emergenza Covid-19 non ha potuto utilizzarlo, può ottenere un rimborso. Come funziona? Sì, intanto, precisiamo che possono richiedere rimborso tutti gli studenti o i lavoratori pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale, autobus, tram, metro, in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo e che per questo motivo non hanno potuto utilizzarlo in tutto o in parte. E in cosa consiste il rimborso? Sono previste 2 diverse modalità. La prima, un voucher di importo pari all'abbonamento acquistato da utilizzare entro 1 anno, dall'emissione. La seconda è invece un prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile utilizzare l'abbonamento. E cosa dobbiamo fare per ottenere il rimborso? Dobbiamo sicuramente presentare una domanda al gestore dei servizi di trasporto e immagino che i siti, ci daranno dei singoli gestori delle indicazioni, però sicuramente va allegata la documentazione che prova che abbiamo l'abbonamento, quindi ad esempio la sua fotocopia, ma anche una, autocertificazione in cui si dichiara, sotto la nostra responsabilità, che non è stato possibile utilizzare il titolo di viaggio a causa appunto delle misure restrittive del governo. A questo punto i gestori del servizio pubblico dovrebbero procedere entro 15 giorni, immaginiamo, a soddisfare la richiesta riconoscendoci il voucher o il prolungamento del periodo, dell'abbonamento. Buona mobilità, di cosa si tratta? Allora è un contributo economico che viene concesso a chi acquista, biciclette, comprese quelle a pedate assistita, a monopattini o altri, come dire, ehm, strumenti simili come l'hoverboard. Viene concesso anche a chi utilizza, servizi di mobilità condivisa, quindi aziende che metteranno a disposizione appunto biciclette immagino, che non siano
quella ovviamente mobilità in autovetture, ma solo biciclette sostanzialmente. E l'importo del bonus qual è? Allora, diciamo che il bonus è pari praticamente al 60% della spesa, però per un importo non superiore a 500 euro. Bisogna però vedere concretamente come oggi è possibile applicare, perché il decreto ha prevista questa modalità, ma finché non ci sarà un'app disponibile son previste sostanzialmente due modalità. Allora, oggi concretamente in questa fase qua, per acquisti effettuati dal 4 maggio fino a quando non sarà operativa l'applicazione web, è previsto il rimborso al beneficiario, quindi per ottenere il contributo del, ricordo, 60%, ma fino a un massimo di 500, si dovrà conservare il documento, il giustificativo di spesa, la fattura o il contrino, e allegarlo all'istanza da presentare mediante questa applicazione web quando ci sarà. Appena ci sarà la procedura web, dal giorno quindi di questa operatività, lo sconto diretto da parte del fornitore del bene avviene dal punto di vista del negoziante, che però deve essersi iscritto a questa app, quindi è disponibile a fare immediatamente lo sconto, e poi sarà lui a recuperarsi l'altra quota della, cioè praticamente si fa lo sconto e lui si recupera la quota della cosa che t'ha riconosciuto sostanzialmente. E questo bonus è per tutti? Ecco, no, ha 2 limiti. Il primo è che l'acquisto deve essere fatto da maggiorenni. Il secondo invece, che è un po' più ampio, è che vale solo per chi risiede, attenzione, nelle città capoluogo di regione o di provincia, o nei comuni con più di 50.000 abitanti, o nei comuni che fanno parte delle città metropolitane. Concretamente quindi in Veneto, chi abita nei 7 capoluoghi di provincia e nei 44 comuni della città metropolitana di Venezia. Ecco. Ok, Graziano, facevi riferimento per il contributo vacanze all'ISEE. Ci spieghi cos'è e come possiamo calcolarlo? Sì, allora sapete che dal punto di vista si sa che l'indicatore della situazione economica, appunto ISEE, viene utilizzato per moltissime condizioni, richiesta contributi, tasse universitarie, eccetera. Per il buono vacanza è stato inserito, è un importo buono, elevato, di 40.000 euro. Per fare questo, per chi non ha mai fatto, si deve procedere con, per esempio utilizzando i servizi del CAF CISL, chiedendo un appuntamento, e sui siti è possibile trovare anche l'elenco dei documenti da portare. È sostanzialmente l'indicatore che somma redditi, patrimoni e li divide per il nucleo del familiare. Ecco, quindi la richiesta è fatta su richiesta di appuntamento, consegnando i documenti, e il CAF procederà a calcolare l'ISEE, e che poi serve appunto anche per questo buono vacanze. Bene, quindi siamo a disposizione nelle nostre sedi territoriali in tutto il Veneto per darvi un appuntamento e fornirvi tutte le consulenze necessarie.